Buonasera, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. Etna ritorna alla calma dopo la nuova spettacolare attività eruttiva, operativo all'aeroporto di Catania. Dal cratere voragine, fontane di lava alte anche 10 km e una impressionante pioggia di cenere e lapilli, soprattutto nella zona di Zafferana Etnea. Tragedia in mare al largo di Siracusa, naufraga un barcone, morti 2 migranti durante le operazioni di soccorso, c'è anche un disperso. La tragica denuncia di 2 genitori, il nostro bimbo di 7 anni morto al civico di Palermo dopo un'operazione al cuore ad aprile, inchiesta interna e ispezione della regione. Gli incendi che devastano la Sicilia, 9 su 10 sono dolosi, per i vigili del fuoco c'è quasi sempre la mano dell'uomo. Alga tossica, c'è il divieto di balneazione all'isola bella di Taormina per una presenza indesiderata sempre più diffusa nel Mar Mediterraneo. La fede e la Sicilia. Martin Scorsese, ospite al Festival di Capo Peloro a Messina, parla del suo rapporto con la spiritualità e poi dice: mi sento parte integrante di quest'isola. Catania eliminato dalla Coppa Italia 2-1 per la Carrarese, il risultato, ma la questione va oltre il campo. Il problema dei tesseramenti deve essere risolto entro venerdì 9 agosto. Bentrovati, si è conclusa l'ennesima eruzione sull'Etna. Restano attivi 2 fronti lavici a quota 3000. Tornato operativo l'aeroporto di Catania, bloccato per la caduta di cenere. Giusy Lazzaro. L'Etna ha concesso un'altra tregua. Si è concluso l'ennesimo parossismo e la fontana di lava della voragine si è esaurita. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, in costante monitoraggio del vulcano, ha registrato il tremore interno i cui valori sono adesso nella fascia media. La spettacolare fontana di lava, la nube di cenere che ha oscurato il cielo, ha raggiunto un'altezza di 10 km e si è dispersa verso est-sud-est. Inevitabile la temuta pioggia nera che anche questa volta non ha risparmiato i paesi della fascia pedemontana. Intanto il vulcano è in continuo cambiamento e questa eruzione ha portato trabocchi lavici dall'orlo occidentale del cratere Boccanuova con una colata attiva diretta verso nord-ovest, il cui fronte si attesta a 3.000 metri. È inoltre presente un'altra colata tra il cratere di nord-est e quello della voragine, dove permane un'attività esplosiva. Rientrate anche le restrizioni per i voli nell'aeroporto di Catania. Il VONA, il bollettino di allerta per il volo, è stato declassato da rosso ad arancione. La SAC, che gestisce lo scalo, fa sapere però che potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni per effetto della chiusura della mattinata. Resta comunque un'altra giornata di passione per la pioggia di cenere che a Zafferana non ha risparmiato brutte sorprese. Sentito forti boati e tantissimi rumori, pensavo fosse grandine e invece erano pietre che cadevano dal cielo e hanno letteralmente distrutto il lunotto della mia macchina. Le pille di questa mattina erano grosse come castagne. Sono 2-3 centimetri di terra coperti. Essere svegliati alle 4:30 di notte, siamo stanchi. Siamo stanchi. Costante e continuo il monitoraggio dell'INGV sul vulcano. Quella di oggi è stata la 5ª eruzione che l'Etna ha fatto registrare dal 4 luglio. 2 migranti sono morti malgrado i soccorsi della Guardia Costiera di Siracusa, intervenuta in aiuto di un'imbarcazione con a bordo egiziani, siriani e bengalesi che stava affondando a 17 miglia dalla costa. Durante il trasbordo alcune persone sono finite in acqua. In 34 sono stati recuperati, fatti salire sulla motovedetta e trasferiti in porto. Tra le persone soccorse, una è morta all'arrivo in banchina, la seconda dopo essere stata trasferita in ospedale. E c'è anche un disperso. Intanto a Pozzallo sono sbarcati altri 21 migranti, uno di loro è stato trasportato al pronto soccorso di Modica per febbre da probabile infezione. Il calvario di Christian, un bimbo di 7 anni morto ad aprile all'ospedale civico di Palermo dopo una operazione al cuore. Avviata un'indagine interna e un'ispezione della regione. Il dolore e la rabbia dei genitori, c'erano pochi medici e infermieri. Marco Gullà.
Inchiesta interna all'ospedale civico di Palermo per la morte del piccolo Christian, 7 anni, deceduto dopo un'operazione al cuore e un calvario durato mesi. L'assessore regionale alla salute Giovanna Volo ha inviato gli ispettori per fare luce su cosa è successo all'ospedale civico. Il bambino era stato operato nel reparto di cardiochirurgia pediatrica gestito dal Policlinico milanese San Donato ed è morto dopo un calvario durato 5 mesi. I genitori di Christian hanno puntato il dito contro il nosocomio perché nel momento della morte non era presente neanche il medico di guardia, solo un infermiere. Secondo la coppia, inoltre, il personale medico e infermieristico era disattento, poco professionale, poco interessato al paziente ed inesperto. La convenzione che l'ospedale civico ha stipulato con il San Donato prevede che il Policlinico milanese invii i propri cardiochirurgi pediatrici 2 volte al mese per operare i pazienti siciliani, affiancati comunque dai giovani cardiochirurgi del civico che non possono ancora intervenire come primi operatori. Eppure, ha detto il padre di Christian, non abbiamo mai visto né parlato con nessuno dell'equipe del San Donato. Dolore inguaribile, come quello che provano i genitori del piccolo Enrico, annegato nella piscina di casa sua, nella borgata marinara di Sferacavallo. Ieri il piccolo avrebbe dovuto festeggiare i suoi 3 anni e invece per un tragico incidente. Domani ci sarà il suo funerale. Incidente mortale a Bagheria la scorsa notte lungo la strada provinciale che collega Ficarazzi a Bagheria è morto Antonio Nicosia, 46 anni. L'uomo che tornava da lavoro ha perso il controllo dello scooter Honda SH 300 finendo sull'asfalto. Sono in corso le indagini per stabilire se qualcuno abbia speronato il motociclista facendogli perdere il controllo del mezzo. Ancora incendi a catena anche oggi in Sicilia, una Sicilia martoriata dai roghi dopo i 27 che ieri hanno impegnato forze eccezionali da Lingua Glossa a Corleone. Nell'Agrigentino fermato un piromane. I vigili del fuoco confermano: da noi quasi tutti gli incendi sono causati dalla mano dell'uomo. Orazio Longo. L'ultima notizia è che un 62enne di Montevago è stato denunciato dai carabinieri alla procura di Sciacca perché sorpreso a incendiare un'area di campagna a Santa Margherita di Belice nel Trapanese. Ma non è un caso isolato, piuttosto questo conferma che la stragrande maggioranza dei roghi, che anche oggi vede la Sicilia martoriata dalle fiamme dopo i 27 interventi di sabato da Lingua Glossa a Corleone, è di matrice dolosa. Gli incendi boschivi sono quasi tutti dolosi, anzi diciamo che sono la maggior parte dolosi, causati dalla mano umana, soprattutto quando non ci sono condizioni che ti possono fare capire che ci possa essere l'autocombustione, dove ci sono forti venti di scirocco, temperature oltre 45 gradi, è un incendio doloso. Ma come ve ne accorgete? Ce ne accorgiamo se troviamo l'innesco, possiamo capire da dove è partito, quello sì, perché c'è sempre un inizio e una fine di un incendio. Ma qual è il guadagno dei piromani nel dare fuoco alle campagne? Dove potrebbe essere un terreno edificabile, possibilmente la mente gli fa dire che disboscando completamente, diciamo, la strada sarebbe più breve. Ma qual è l'identikit del piromane? Possono essere ragazzini, persone più grandi, o perché si vogliono pulire i terreni, o perché ce l'hanno con il vicino, o perché c'è tanta sterpaglia per strada. E a Taormina è partito il divieto di balneazione all'Isola Bella. La decisione del sindaco dopo le analisi dell'ARPA, l'Agenzia di Protezione dell'Ambiente, che ha individuato un'alga tossica. Sentiamo Triolo. Alghe in quantità superiore al limite consentito all'Isola Bella e così il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, fa scattare il divieto di balneazione. La nota dell'ARPA è stata inviata il 24 luglio con la comunicazione che nel campione di acqua di mare prelevato il 22 luglio è stata riscontrata una concentrazione di Ostreopsis ovata superiore al valore limite di 30.000 cellule per litro, che in questi casi fa scattare la fase di emergenza relativa al fenomeno delle fioriture algali durante la stagione balneare. Il divieto di balneazione nel tratto di mare dell'Isola Bella resta in vigore fino a nuove comunicazioni e di ARPA Sicilia e successive determinazioni del comune. L'alga rinvenuta, potenzialmente tossica, vive comunemente nelle acque calde dei mari tropicali sulla superficie di alghe rosse e brune, ma ha trovato condizioni climatiche ottimali di sviluppo anche nelle acque del Mar Mediterraneo, comprese molte aree costiere italiane, caratterizzate da coste e fondali a prevalente natura rocciosa. Durante la fioritura la microalga può rilasciare una tossina che ha effetti, anche se temporanei, sulla salute umana e può manifestare i suoi effetti attraverso l'inalazione dell'aerosol marino, l'ingestione o il contatto con l'acqua di mare. Le sintomatologie sono generalmente ascrivibili a disturbi respiratori come riniti, faringiti, laringiti, bronchiti e congiuntiviti, talvolta
anche febbre, nausea, vomito e dermatiti da contatto. Una donna di 65 anni entra in acqua con 2 bimbi nel Trapanese e non riesce più a riemergere. Inutile la catena umana per tirarla fuori, la donna è annegata prima che il suo corpo fosse riportato a riva. La tragedia è avvenuta nel litorale tra Marsala e Petrosino, dove gli operatori sanitari del 118 hanno tentato di rianimarla, ma senza successo. È andata meglio, per fortuna, ad una ragazzina olandese di 11 anni, Madeleine, alla spiaggia libera numero 3 di Catania intorno alle 14. La piccola turista si trovava in difficoltà per il mare agitato. Ad aiutare la ragazza si sono tuffati il cane Tiago dell'unità cinofila di salvataggio, lo vedete, il soccorritore Manfredi Seli e il bagnino Marco Pulvirenti. Solo un brutto spavento, per fortuna, per la giovane turista. Ancora roghi e rifiuti a Palermo in piena emergenza immondizia. Allo Zen altra notte di incendi, nonostante tutto però voli in aumento verso Palermo per le vacanze estive. Marco Gullà. Ancora una notte di roghi, di incendi, di spazzatura data alle fiamme. Quartiere Zen di Palermo, la scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme scoppiate tra i cumuli di spazzatura abbandonati per strada. Roghi sono stati segnalati nelle vie Rocchi Marciano e Fausto Coppi e hanno impegnato diverse squadre di pompieri. Anche questa mattina i vigili del fuoco sono tornati nel quartiere per spegnere altri incendi. Nonostante doppi turni e le ditte esterne, la città continua ad annaspare tra i rifiuti, soprattutto in periferia. Situazione delicata anche nel quartiere di Tommaso Natale. Il presidente della RAP però spera di accelerare nella raccolta delle tonnellate di immondizia per strada e presentare la città con decoro nella settimana di Ferragosto, considerato che tantissimi turisti hanno scelto il capoluogo siciliano per le vacanze estive. Una sorta di paradosso, perché nonostante Federalberghi lancia l'allarme sulla fuga dei turisti a causa anche dei rifiuti, secondo i dati raccolti dal gruppo Alma Wave, le prenotazioni per voli ad agosto verso l'isola fanno segnare un aumento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Su Palermo le ricerche voli per agosto sono in aumento del 20% rispetto al 2023 e del 73% rispetto al 2019. Rimaniamo a Palermo, ancora movida violenta. Le strade del mercato della Vucciria e la piazza Fonderia alla Cala si sono trasformate in un ring a cielo aperto dove a tarda notte si sono affrontati alcuni gruppi di giovanissimi. La rissa ha coinvolto una decina di persone. Ad avere la peggio è stato un ragazzo arrivato al pronto soccorso del civico con la mandibola rotta. E la crisi idrica non si vede ancora la luce in fondo al tunnel. Sono pesanti i disagi in vaste zone. A Caltanissetta c'è chi ha i rubinetti a secco, pensate, anche da un mese. La Confederazione dell'Artigianato di Mestre lancia l'allarme: rischio desertificazione per il sud. Orazio Longo. C'è chi beve poco, c'è chi invece rischia di morire di sete. Come i residenti di Contrada Fontanella a Caltanissetta, che da 30 giorni non ricevono una sola goccia d'acqua. Come i cittadini di Agrigento, che si sono ritrovati con la solidarietà anche del vescovo in più di 2000 a protestare contro l'inadeguatezza della gestione delle strutture dell'emergenza, mentre il sindaco vieta, riprendendo il vademecum della regione, di lavare marciapiedi, piazzali e auto o innaffiare orti e giardini con acqua potabile. Nella città dei Templi il 52% del prodotto acqua si perde e il primo cittadino annuncia per l'autunno l'avvio dei lavori per rifare la rete idrica. Ci vorranno 2 anni, forse, per completarla. Intanto, come a Agrigento, l'intera Sicilia si trova a dover fare i conti con una situazione di emergenza epocale che è esplosa in quest'estate torrida, con a corredo però 50 anni di gestione inadeguata degli impianti. Da Enna a Messina, da Palermo a Siracusa. Quando ci sono stati si è trattato di rattoppi e micro interventi che come risultato vedono oggi lo spreco, strada facendo, di metà dell'acqua che passa dalle tubature vecchie. Lo dice la CGA di Mestre, la Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato, che nello studio presentato nei giorni scorsi parla addirittura di rischio di desertificazione. Dalle città alle campagne a soffrire pesantemente sono anche gli agricoltori e gli allevatori. La regione ha stanziato 2,5 milioni per potenziare le risorse idriche nel capoluogo. Trapani è la più virtuosa tra le 9 province isolane. Ma certo, tutto questo non basta a far sorridere chi sta boccheggiando.
La bravata social diventa una multa da 1.000 euro. Un ragazzo impenna sulle due ruote sulla tangenziale di Catania, lo vedete, nei pressi dello svincolo di Gravina, mettendo in pericolo gli automobilisti. Queste manovre azzardate, che sono state riprese in un video diventato virale in poche ore, sono costate care al giovane che proprio grazie al video è stato identificato e multato con 9 punti in meno sulla patente. La moto è stata sequestrata per 3 mesi. Il regista premio Oscar Martin Scorsese al Festival di Capo Peloro a Messina è stato il protagonista indiscusso dell'evento, dove ha parlato del suo libro Dialoghi sulla fede e del tema della violenza. Francesco Triolo. Martin Scorsese incanta il pubblico dell'Orcinus Festival. Il grande regista premio Oscar si è collegato con il Festival di Capo Peloro in occasione della presentazione del libro Dialoghi sulla fede, nel quale si confronta con il gesuita messinese Antonio Spadaro, attualmente sottosegretario del Dicastero Vaticano per la Cultura, sul ruolo della fede nella sua vita. Un viaggio nella sua carriera, soffermandosi anche sul ruolo proprio della fede nella sua vita privata e professionale. Il regista di origini italiane, nel suo intenso intervento, ha raccontato il suo rapporto con la fede sin da bambino, con l'infanzia trascorsa a Little Italy, in un'area particolarmente difficile, affermando che l'unico posto dove riusciva a trovare un senso di protezione e pace era la vecchia cattedrale San Patrizio. Al di fuori di quelle mura tutto era molto diverso, per quanto i miei genitori hanno cercato di farmi vivere un'infanzia sana e protettiva. Sentivo, ha detto, che la fede non poteva trovare spazio soltanto tra le mura della chiesa, ma doveva plasmare anche il quotidiano. Bisognava riproporre in ogni contesto della vita di tutti i giorni l'amore evangelico, anche se era difficile. Martin Scorsese ha anche parlato del tema della violenza presente nei suoi film, evidenziando come sia stato un elemento costante nella sua vita che mi ha portato, ha detto, a ragionare sulla natura dell'essere umano. Ritengo che sia importante far vedere la violenza, visto che fa parte della nostra natura. La rappresento anche per ragionare su come possiamo evolverci e migliorarci attraverso comportamenti compassionevoli e amorevoli. Standing ovation finale per il grande regista, particolarmente commosso, che al termine del suo intervento ha dichiarato che avverte un legame con la Sicilia visto le sue origini. Vorrei vivere, ha detto, abbastanza per riuscire a girarla tutta e per essere parte di questo territorio. Considero questa terra parte integrante della mia identità. Ancora divi di Hollywood in Sicilia, in questi giorni è arrivato Kevin Costner, che ha fatto un'apparizione a sorpresa a Taormina. Dopo aver girato in barca alle Isole Eolie, il celebre attore americano è stato notato in un negozio di antiquariato. In giornata il premio Oscar partirà per Berlino, dove presenterà il suo nuovo film. Rosalia, culto e devozione nell'Agrigentino, il titolo della mostra dedicata a una delle sante più amate. Sarà possibile visitarla fino a domenica 25. Ce ne parla Davide Sarto. Ad Agrigento, al polo espositivo del Mudia, nella chiesa di San Lorenzo in via Atenea, è stato inaugurato un percorso mostra con documenti d'archivio, testi a stampa, dipinti, sculture, gioielli, argenti e altri preziosi manufatti sul culto e sulla devozione legati alla Santa Rosalia. La mostra percorso propone una visione d'insieme sulle città e chiese che hanno avuto e hanno ancora una profonda devozione verso la Santuzza. La parte centrale della mostra è dedicata alle 3 comunità che in diversi modi sono legate alla presenza di Rosalia, Bivona, Racalmuto e Santo Stefano Quisquina, e sono state selezionate anche opere provenienti da altre comunità del territorio agrigentino. Ci prepariamo a diventare capitale della cultura, noi facciamo cultura attraverso tutto il patrimonio che abbiamo sempre, quindi anche questa si inserisce per far capire come questo spazio, come questo luogo, come la diocesi contribuisce e può contribuire a dare sviluppo al territorio. La particolarità di questa ricostruzione è il riconoscere la presenza di questo culto prima del ritrovamento delle ossa a Monte Pellegrino, e quindi un forte legame che lega Rosalia alla Quisquina, a Bivona e a Racalmuto. Un percorso mostra dinamico, infatti le opere che sono in mostra sono beni per il culto e rientreranno nelle comunità di provenienza anche durante la mostra in occasione della festività liturgica del 4 settembre, riservando spazio ad altre opere provenienti dalle altre comunità della diocesi. Ci fermiamo per una pausa, tra poco il calcio con il Catania alle prese fra Coppa e Fideiussioni.
Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio. Il Catania perde con la Carrarese in Coppa Italia e viene eliminato, ma l'attenzione resta tutta sulla questione fideiussioni e il problema dei tesseramenti. Marco Carli. Non era certo l'avvio di agosto che i tifosi del Catania si aspettavano. La partecipazione alla Coppa Italia Maggiore doveva essere una celebrazione, quasi una festa di inizio stagione, invece si è tramutata in un weekend nero per la nota questione dei tesseramenti che ha impedito a Toscano di schierare tutti i nuovi acquisti a Chiavari, dove a fine gara si sono registrati alcuni tafferugli fra i tifosi etnei e toscani. La sconfitta passa quasi in secondo piano, almeno sul campo. I reduci, fra cui alcuni giocatori in partenza, hanno tenuto botta perdendo solo al 90° per questa rete di Cerri. Voglio ringraziare i ragazzi che sono andati in campo che ci hanno dato grande disponibilità. Poi la partita dal punto di vista tattico va in secondo piano. In avvio di ripresa gli altri 2 gol dell'incontro. Cherubini porta in vantaggio i toscani, Popovic pareggia su assist di Chiricò. Ma come detto le attenzioni sono rivolte ad altro e alla data del 9 agosto quando si deve risolvere il caso fideiussioni. I fondi dall'Australia sarebbero stati trasferiti e si deve sapere con che ruolo il Catania parteciperà alla prossima stagione. Uno scenario che tiene in ansia i tifosi e che è anche figlio degli errori compiuti sul mercato la scorsa stagione. Tocca alla proprietà dare un segnale. Sono arrabbiato con questa situazione perché non me l'aspettavo. Ho fatto delle scelte importanti per essere allenato del Catania e ne sono orgoglioso. So che la società si sta adoperando a 360 gradi per poter dare la possibilità di intraprendere dal 9 una strada ben precisa per iniziare a capire cosa vogliamo fare e dove vogliamo arrivare. Questo era l'ultimo servizio, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.